Buongiorno Italia, sì, sei già attaccato al casco. Oggi andiamo a fare un altro giretto, sì, sulle 5:30 di perlustrazione per i parcheggi camper. Her hair is hollow gold, Spettacolo. her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn her music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. Lago di Nebbia, però c'ero già stato tanti anni fa. Bello, un bel parchetto. Sto provando a cercarti i posti per il camper, però vedi, nella realtà poi arrivi e nonostante oggi sia un sabato, non una domenica e non sia proprio periodo, guarda che trottone, è tutto pieno. Ok, questo è a pagamento, quello dove ho parcheggiato io la moto, e comunque c'era rimasto un posto solo. Tu arrivi, è tutto strapieno, quindi l'unica secondo me è arrivare di sera tardi, giustamente, quando non ci sono le auto. Non mi ricordo se c'è la sbarra, dopo vediamo. La casa grande. Ciao, io questi ho segnato nelle mappe intanto su un bordo strada. Ho capito, non è il massimo, però se vuoi farti una pausa pranzo qua, guarda che bello. Sui tavoli a picnic, uno solo lì. Aspetta che mi giro piano, che dopo ci imbriaghiamo tutti. Guarda che c'è anche il Baywatch là. Che figata, con maglietta rossa addirittura. Vedi tu? Solo il camper. Ah no, anche macchine. Ah ok, no, alle linee blu è a pagamento. Infatti guarda qua, là, vedi in parte del furgone c'è la macchinetta dei biglietti. Aspetta, vediamo quanto costa. 24 ore, 15 euro nei festivi. Era quello dove si è messo qua. E qua cos'è? Sempre 15 euro, più carino lì. Aspetta che metto quasi quasi il punto lì dove c'è il puntino, anche quello. Sì sì, ah, guarda, che c'è anche l'acqua. Perfetto, mi segno anche quello. Ok, te lo rifaccio vedere un attimo col sole, perché giustamente prima, chissà come che voi cadevi. Prima c'era le nuvole, sai che col nuvolo insomma tante cose cambiano i colori, cambia la trasparenza dell'acqua, cambiano tante cose. Comunque, anche se c'ero già stato, ad ogni modo è un punto per una sosta o per una giornata di riposo, rilassamento eccezionale. Secondo me 15 euro li vale. Ok, no, questo all'altezza dove ho parcheggiato io, quindi valgono quelli che ho segnato, che sono anche molto più belli. Oh, one of these nights and about 12 o'clock, this old world's gonna reel and rock. Saints they'll tremble and cry for pain, for the Lord's gonna come in his heaven airplane. What would it be, and would you call it to his face if you were faced with him and all his 1200. Che forte. Vabbè, il cimitero tutto intorno, tutto scritto in cruco. Eh sì, cos'è scritto in italiano? Non si capisce niente. Prendo
Prendo il soldino a Giacomo, che è uno dei fumetti che leggevo da piccolo, sarà felice. Vabbè, guarda qua, attento. Allora, questo me l'ha regalato il tipo. Questi sono quelli che volevo regalargli, perché lui ci tiene tantissimo a rivivere le cose che ho vissuto io da bambino, a scoprire come eravamo noi bambini, no? 30-40 anni fa ormai, porca troia. Poi gli ho regalato il manuale Le giovani marmotte, una ristampa l'altro giorno, lui era al 7° cielo, figurati quando si trova il secondo, edizione originale, non ristampa. Comunque molto bello, assolutamente non come lo si vede su Instagram, però comunque piacevole. What if God was one of us? Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. If God had a face, what would it look like, and would you want to see? If seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets, and yeah, God is great, yeah, God is good, yeah. What if God was one of us? Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. He's trying to make his way home. Back up to heaven all alone. Nobody Wow! Cazzo, è blu! Ma che roba! Guarda che mi scorre in qualche modo! No, mi va giù la moto, niente! Guarda che roba, bellissimo! Il lago di Carezza! Una fottina gliela sbatto, però fanculo! Che cazzo! Ah, sono quelle cose che bellissimo, questo è bellissimo, è veramente da Instagram. Difatti guarda, c'è la coda lì per fare la foto, c'è la processione. Bom. Caraibi, un bagnetto qua, eh. Vabbè, mi fermo a puntinarti non sto posto ma quelli panoramici fighi che hai visto prima.
e c'erano dei camper, quindi vanno benissimo quelli. Poi sono panoramici, panoramicissimi. Ah, non so dirti il nome, ma se è buono te lo metto nelle puntine. Avevo trovato tantissime recensioni positive e il posto non sembra male. Oh, guarda che c'è qua, la brutale 910. Questa avevo una volta, rossa. Aspetta che ho ancora da accattare l'entrata. Un po' frufru. Guarda che tette a cameriera. Sì, ultra consiglio, esperienza indimenticabile, veramente, ci tornerò al 1000%, conto addirittura onestissimo, pazzesco, meno di 30 euro, una roba del genere, cioè 2 bicchieri di vino buonissimo, lo so, è una bestemmia, il trancio di salmone, ma non ho mai mangiato un salmone così buono in vita mia, e le tagliatelle al pesto di erba cipollina e il caffè. Estremamente soddisfatto, cioè proprio ho mangiato veramente da Dio, pazzesco. Panorama poi non era mozzafiato perché respiravo bene, un po' all'inizio perché sai, hai le coste un po' schiacciate dal viaggio in moto, ma dopo ho respirato benissimo. Signor cane, sono arrivato. Questo cane fa i giri, attento, vedi tu, tipo i squai intorno 1000 volte. Guarda che bel cane, nella sua poltrona. La tua poltrona?